T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply. Buongiorno a tutti, come state? Noi oggi vorremmo raccontarvi, come primo incontro di forse altri che farete se state anche i prossimi mesi al centro estivo, vorremmo raccontarvi o cominciare a spiegarvi come si muovono i corpi celesti, i pianeti, le stelle, tutto quello che sta nel cielo, ma anche quello che sta sulla Terra, e poi cominciare a farvi vedere che esistono, magari lo sapete già, ma lo saprete meglio, spero, dopo questa giornata, che ci sono delle forze invisibili che possono spostare le cose. Noi non le vediamo, ma con la scienza si possono descrivere, capire e usare anche. Però cominciamo prima con le cose un po' più semplici. Cominciamo a chiederci dove siamo noi e lo cominciamo magari col pallone. Il mio assistente mi aiuta. Allora, dove siamo noi adesso qua? Dov'è l'Italia qua? È sopra l'Africa. Allora, chi vuole prendere l'adesivo con un omino? Facciamo uno, ci sarà anche dopo per qualcun altro. Comincia uno a caso, dai. Allora, riesci a attaccarlo dove siamo noi? Bravissimo. Ok. Giusto? Sì, giusto. Il mio assistente mi dice che è corretto. Siamo qua. Ok? La Terra è grande e stiamo per vedere che anche adesso, a seconda di dove noi stiamo, sulla Terra in questo momento, vediamo delle cose diverse. Adesso volevo chiedervi per capire, allora, noi sappiamo adesso con i telescopi spaziali, con le cose che abbiamo mandato fuori dalla Terra, lo sapevamo anche prima, ma adesso lo possiamo proprio vedere, che la Terra è tonda. Non è piatta. Sembra piatta da vicino, ma se la guardiamo da lontano è tonda. Sembra piatta perché... Se io fossi una formichina che cammina proprio qua, mi sembrerebbe che la Terra fosse piatta, perché se io la guardo da vicino vicino, questa cosa qua sembra una cosa piatta, però se mi allontano e la tengo così mi accorgo che è tonda. Adesso vediamo un attimo quanti di voi sono andati in vacanza o a visitare, non lo so, dei parenti, degli amici molto molto lontano. Allora, assistente, dovresti... Allora, chi è che è andato in un posto lontano? Forza, parlate. Qualcuno... Dove sei stata tu? In Croazia. Vuoi mettere... Sai dov'è la Croazia? Anch'io. Ok. Il nostro assistente lo sa? Credo qua. No. È qui. È qui, è molto vicina all'Italia. Ok. Poi, chi altro è andato in un altro posto? Dove sei stato tu? A Bari, ok. Bari non lo vediamo perché è sempre sotto, è sempre qua sotto, vedi? Su questa mappa mondo Vittorio Veneto e Bari sono coperti dallo stesso omino, ok? Qualcuno che è andato in un altro paese fuori dall'Italia? Chi è andato lontano fuori dall'Italia? Tu? Dove sei stato? In Grecia, vieni qua, sai dove è la...
Vai, assistente. Metti... Dov'è la Grecia? È un po' nascosta perché con la Croazia l'abbiamo coperta. È qua, vedi? Ok, attaccalo bene. Io so dove anche la città. Dove? Che città era? Era Kalamata. Kalamata, ok, dove fanno le olive, ottimo. Poi, chi è che è andato ancora più lontano della Grecia? Dove, dove? Aia, chi si ricorda di essere andato fuori dall'Europa? Prego. Tu dove sei stato? Che è ancora in Europa. Il Belgio riusciamo a farlo, dai, vieni qua. Adesso glielo chiedo. Il Belgio sai dov'è qua? Siamo sempre, vedete che siamo sempre in questa parte qui ancora. Dai, Belgio è qua sopra secondo me. Più o meno, sì, ok. Poi, chi era che è andato lontanissimo? Lui? Dove sei stato? Bello, ok. Allora, cambiamo continente. Vieni, vieni, vieni. Parigi siamo ancora vicini. Allora, prego, Egitto dov'è? Secondo me è qua. Adesso sono un po' storto, ma più in qua, guarda, qua, qua. Ok, cominciamo ad allontanarci. Ah, non si attacca? Ok, l'Egitto è circa qui. Qua. Ok, poi qualcuno che è andato ancora più lontano? Prego. Ottimo, allora vieni, vieni, vieni. Allora, con l'Australia andiamo, dov'è che andiamo? Restiamo qua? Dove andiamo? No, quella... Questa è l'Australia, ok. L'Australia è grande, non so in che città sei stato. Vabbè, attacca. Mettila, mettila. Va bene, allora questa cosa ci ha fatto fare, grazie, ci ha fatto fare quasi un giro completo. Qualcun altro è stato in un posto più lontano da qua dell'Australia? Prego, dove? Corsica siamo ancora qua, siamo ancora molto vicini. È coperta già dalle cose che abbiamo messo. Qualcuno è stato più lontano da qua che in Australia? Prego. Romania non è lontanissima, è sempre qui. Qualcuno si ricorda di essere stato sull'aereo per 10 ore? Lui. Dove sei stato? In India, lontano. Vuoi venire a mettere il patacchino dell'India? L'adesivo, scusate, il patacchino è bolognese. Stacca. Ok. Dov'è l'India? Secondo, facciamo il giro dall'altra parte? Sicuro che non l'abbiamo passata? Secondo me è qua. Ok. Adesso va bene, grazie. Allora, vi chiedevo se qualcuno è mai stato in un posto più lontano rispetto all'Italia che è qui. Io sono posto non ci sono mai stato. Dove? Ok. Allora, il posto più lontano... Il posto più lontano dove si può stare? No, l'Australia è quasi il posto più lontano dove possiamo andare, perché se voi mettete la Terra qui e noi siamo qui, il posto più lontano è dalla parte opposta della Terra. No, l'Antartide è vicino. Vedete, il posto più lontano dove uno può andare stando qua è dalla parte opposta, stando qua. Da questa parte però praticamente c'è il mare, non c'è niente, ok? Il paese grande più vicino sarebbe la Nuova Zelanda. No, è lontano ma è ancora vicino. Secondo voi, se io adesso vado nel posto più lontano rispetto a dove siamo noi adesso, dall'altra parte del pianeta, che abbiamo detto è la Nuova Zelanda, ma anche l'Australia che è qui, è molto lontana. Vedete che una persona in Australia adesso è quasi dalla parte opposta rispetto a dove siamo noi. La Terra deve fare mezzo giro
per portare una persona che sta in Australia dove siamo noi adesso. Adesso, voi sapete come funziona la notte e come funzionano la notte e il giorno? Se adesso da noi c'è il sole, in Australia com'è? Ma voi ci credete? Ma se io adesso chiamassi una persona che è in Australia e questa persona guardasse fuori dalla finestra, cos'è che vede? Stelle, la luna? Ma l'avete mai fatto? Avete mai chiamato qualcuno in Australia? Il tramonto? No, perché in Australia adesso è inverno, quindi il sole in Australia tramonta molto presto. Quindi in teoria, se noi chiamassimo una persona in Australia adesso dovrebbe essere notte. Però io non mi fido tanto, sono uno scienziato, voglio fare degli esperimenti. Quindi proviamo a fare questo esperimento. Secondo voi una persona in Australia com'è che parla? E chi di voi sa l'australiano? Com'è che possiamo parlare a una persona che vive in Australia? In inglese? E qualcuno sa parlare in inglese? Qualcuno vuole provare a... Allora, io conosco una persona che vive in Australia, vive a Brisbane. Ma adesso ci serve io proprio una persona che vive in Australia che proviamo a chiamare adesso e vediamo, intanto gli dobbiamo chiedere se fuori dalla sua finestra è luce o buio, è notte o giorno, però dobbiamo anche parlarci. C'è un volontario o volontaria che vuole parlare in inglese? Prego, vieni. Allora. Ok. È un australiano, aiuto, fa paura, però non ci capisce tanto. Vuoi dirgli qualcosa? O se no chiedigli, non so se sa l'italiano. Sai l'italiano per caso? Sì. Sa l'italiano, quindi non dobbiamo parlare in inglese, ok. Come ti chiami? Mi chiamo Alessandro. Si chiama Alessandro. Dov'è che sei nato? Scusa? Dove sei nato? A Vittorio Veneto. Ma va? E dov'è che hai fatto... Tanti anni fa. Dov'è che hai fatto la scuola elementare? Al Crispy. Alla Cristi. Tanti anni fa. Era un mio compagno delle elementari che adesso vive da tanti anni in Australia, ok? Però ha vissuto a Vittorio Veneto tanti anni, adesso lavora con la famiglia da tanti anni in Australia e prima in Nuova Zelanda. Se avessimo fatto questa cosa qualche anno fa potevamo collegarci veramente alla Nuova Zelanda, ma si è spostato in Australia, che comunque è sempre lontano. Non ci fidavamo tanto del fatto che se qui da noi è giorno, lì da te è notte. Tu non è che hai una finestra che ci puoi far vedere fuori. Vi posso far vedere fuori. Vedete un po'? Questa è casa sua. Adesso è sul balcone, si vede troppo buio. Facci vedere una luce. Vedete, quelle sono le luci di una macchina, credo. Prova a rientrare piano facendo vedere insomma la transizione verso la casa, dai. Che non si è visto di colpo, si è visto troppo di colpo. Ok, adesso lui è al buio sul terrazzo di casa sua. Ok? C'è lui al buio. Ok? È qua. Ok. Allora grazie, magari ci sentiamo tra un'oretta. Ok. D'accordo. Grazie. Non problema. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ti salutano. Ok. Ciao. Ciao. Bye bye. Ok, quindi abbiamo fatto una prova che sulla Terra adesso è notte, perché la Terra è rotonda, lo capite anche un po' da qui. Se facciamo finta che questo sia il Sole, questa parte è illuminata, c'è il Sole, da questa parte è ombra, ok? Poi, e c'è la Luna, bravissimo assistente. La Luna, cos'è che fa attorno alla Terra? Fai un giro intorno alla Terra? Ok. E voi sapete perché
No, ci vuole un mese perché la Luna faccia un giro intorno alla Terra. La Terra fa un giro su se stessa in un giorno, ma la Luna, mentre la Terra fa questa cosa, la Luna ci impiega un mese a fare il giro intero intorno alla Terra. Quello che volevo farvi vedere adesso, perché delle volte si vede la Luna piena, delle volte si vede la Luna a metà? Perché? Ci mettiamo vicino a questo faro e questo faro è il Sole, ok? Adesso Leonardo che fa la Luna si mette, allora, se noi siamo qui, quello è il Sole, che ore sono adesso? No, Le 11. se noi facciamo finta di essere qui, diciamo, quando vediamo il Sole perfettamente sopra di noi, è mezzogiorno. La Terra da che parte gira? Intanto, da che parte gira la Terra? Bravissimo, me lo devo ricordare ogni volta, fa così. Ok. Adesso, se il mio assistente Leonardo che ha la Luna in mano si mette qua, e spostati che devono vedere anche loro, gira di sé. Noi da Terra, la Luna come la vediamo? La vediamo piena? La vediamo a spicchio? Perché? Perché? È a metà e quindi il sole illumina solo una parte. Esatto, c'è solo questa faccia illuminata, la Luna è, è per metà illuminata, ma io che sono qui vedo solo metà della faccia. Se poi il mio assistente va qua dietro, e tira in alto, ok? E noi adesso siamo qua, quindi per noi cos'è? Luna piena ed è notte, il sole è di lì, noi siamo qui, la luna è qua, luna piena, e se invece il mio assistente va davanti così, cosa vediamo? La luna la vediamo? Diciamo che è luna nuova perché noi vediamo la luna è tutta illuminata da questa parte e questa parte è in ombra e quindi per noi la luna sembra non esistere. Però cosa succede quando la luna fa così? Che viene l'eclissi totale. Scusa, vai più... Forse, no. Non è... Quando l'ombra passa sulla Terra c'è un'eclissi, ok? Ok. Adesso questa luna è grande 9 centimetri. Secondo voi è giusto la luna vera, se fosse grande così e la Terra fosse grande così, a che distanza dovrebbe stare la luna? Così? Allora, la vera distanza tra la Terra e la Luna è di 380.000 chilometri, tantissimo. La Terra è grande da parte a parte circa 12.000 chilometri, quindi parliamo di una distanza che è 25 volte più grande. Ok? Quindi se io dovessi fare la Terra grande così, la Luna grande così, e loro si direbbe che sono in proporzione, cioè le loro grandi... È vero che la Luna è così più piccola rispetto alla Terra, però quanto distante la devo mettere? No, di più? Quanti passi? Non so, così è già troppo o è poco così? Milioni. 14. Allora la vera distanza, abbiamo fatto i conti prima, Leonardo dovrebbe portare la Luna a circa 10 metri da me. 10 metri è la distanza di un calcio di rigore. Quindi, vieni qua, adesso vai di là, vai, conta 10 passi, anzi, no, per la telecamera sono... Guarda, vieni qua. Tieni il microfono. Sì. Allora, conta 10 passi, vieni da me e vai di là contando 10 passi grandi. 1, vai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e abbiamo finito, e mi allontano io di 1 metro. Questa qui che vedete è la vera distanza tra la Terra e la Luna se la Luna fosse grande così. Ok? Ancora più distante. Se io raddoppio questa distanza, se io prendo un pallone che è grande il doppio e la Luna è grande il doppio di così, per fare la proporzione Leonardo dovrebbe andare in strada per altri 10 metri e così via. È caduto, ma non importa, dopo la raccolgo. Ok? Adesso voi sapete che la Luna gira attorno alla Terra. Adesso voi spiegatemi come fa la Terra da qua
a prendere quella luna e a farla girare. Come fa? Quindi è vero, la Terra fa questa cosa, in realtà tutti i corpi celesti, tutti i pianeti dell'universo fanno questa cosa, però noi non riusciamo mai a vedere veramente come fanno, perché noi non riusciamo con la nostra forza di gravità a far spostare gli oggetti. È una cosa invisibile, esatto. Adesso, questo è Giove, tieni Giove. Se adesso dovessi chiedere, se io fossi la Terra e dovessi chiedere a Leonardo di andare lontano da me, quanto la vera distanza in proporzione tra la Terra e Giove. Stesso gioco di prima con la Luna. Quanto lontano dovrebbe andare Leonardo? Dovrebbe andare lontano mezzo chilometro. Dovrebbe andare lontano... Quant'è mezzo chilometro da qua? Forse metà della distanza che avete fatto per venire dalla Crispi, ok? Se invece gli dessimo Saturno, questo, quanto lontano dovrebbe andare? Dovrebbe andare lontano da me il doppio, dovrebbe andare esattamente alla Crispi. Quindi la vera distanza tra i pianeti, se io fossi la Terra e se la Terra fosse grande così, Saturno, che è gigante, fa un'orbita attorno al Sole e entrambi fanno un'orbita attorno, la Terra e Saturno fanno entrambi un'orbita attorno al Sole, ma la distanza di Saturno da quell'oggetto lì è come la vostra scuola, tutta la strada che avete fatto questa mattina a piedi, ok? Comunque ancora ci resta da capire come fanno queste cose a spostarsi l'una con l'altra, come fa un corpo che è qui a spostarne un altro che è da un'altra parte, ok? Allora, qui abbiamo dei pianeti, una specie di pianeta, ok? E se io faccio così, io non ho nessuna forza a distanza invisibile che riesce a spostare i pianeti. Se voglio spostarli devo proprio dargli un colpo, ok? Però i pianeti, la forza di gravità non fa così, riescono a spostare gli oggetti, aspetta, ci mettiamo più a favore di... Anzi, facciamo così. Riescono a spostare gli oggetti senza toccarli. Adesso Leonardo, che ha una fortissima forza di gravità, vediamo se riesce a spostare qualcuno di questi oggetti. Vai, senza toccarli però, Cosa ha fatto? Ma non li sta toccando. Non li sta toccando. Adesso qualcuno di questi pianeti si sposta, qualcuno no. Com'è possibile? Bravo. Perché in qualcuno di questi abbiamo nascosto una calamita dentro, ok? Allora, la forza di gravità è diversa dalla forza dei magneti, ok? Non è la stessa forza, però a noi sulla Terra i magneti possono servire per vedere, a livello di un tavolino così, che esistono delle forze che noi non vediamo, che però agiscono come se fossero dei fili che trascinano gli oggetti. Siccome la forza, magnetica agisce solo tra magnetini, se io in questo pianeta non ho messo un magnetino non succede niente, ok? Se io invece in questo magnetino, vedete? Se in questo magnetino ho messo se in questo pianeta ho nascosto un magnetino, io lo sposto, ok? Perché mi occorre sempre un secondo magnetino dentro per attirare gli altri. Allora, il campo magnetico, vi ripeto, non è quello che fa muovere i pianeti, ma ci serve. Voi cos'è che si fa col campo magnetico? Sì? Si fanno girare le cose di ferro. Sì? Per esempio, avete mai visto questa cosa qua? Una cosa antica, però... Cos'è questa cosa? Bravissimi, una bussola. Allora, se io la bussola la metto lontana da questo magnete, cos'è che segna? Segna il nord, diciamo. È giusta, è messa, la lancetta indica la direzione sud e nord, ok? Il sud è laggiù e il nord è dietro di me. Quindi in questa direzione è giusta. E come fa la lancetta a sapere dove è nord e dove è sud? Non è mica un computer, non sta mica guardando le mappe, come fa a sapere qual è il nord e qual è il sud? Come fa? Sì? Ma come fa la lancetta a sapere dove deve spostarsi?
Chi è che dice alla lancetta dove spostarsi? Sì? Il? No, ma senza magnete, la bussola, sì, dimmi. L'acqua la vediamo adesso a cosa serve. L'acqua serve solo a tenere questo aghetto di ferro sospeso, così non gratta da nessuna parte. Okay? C'è una bolla d'acqua dentro, ma l'acqua serve solo a tenere sospesa questa lancetta. Il trucco, che hanno scoperto da 400 anni almeno, è che esiste il campo magnetico della Terra. La Terra, anche se noi non lo vediamo, ha un grande magnete al suo interno e questo magnete fa delle forze che noi non vediamo, sono simili a quelle dei pianeti, ma è una forza diversa, ma sono sempre cose invisibili, che dicono alla lancetta dove spostarsi. Se io metto un magnetino vicino alla bussola, vedete? La bussola impazzisce perché adesso questa forza è molto più intensa, vedete? Io sposto e la bussola impazzisce. Perché adesso sto usando questa forza, questo corpo ha una forza magnetica maggiore di quella della Terra e quindi può comandare lui la lancetta. Voi forse conoscerete un astronauta che è stato senza la forza di gravità, è stato a un certo punto era senza. Ok, adesso vi faccio vedere una cosa simile. Appoggia, spostati. Com'è possibile? Non ci credete, guarda? Questa non è veramente un'assenza di gravità, però stiamo usando due forze, quella di gravità che muove i pianeti, che spingerebbe l'omino a cadere, e poi abbiamo la forza del campo magnetico che lo tiene su, e quella che noi chiamiamo assenza di gravità, in realtà sono due forze, una che tira, una che spinge, e si bilanciano, si equilibrano l'una con l'altra. Se conoscerete l'astronauta, salutatelo, io non lo conoscerò. Lui però è stato nello spazio senza sentire il peso, riuscendo a galleggiare perché era in un punto in cui c'erano due forze, sempre invisibili, che si bilanciavano, che si pareggiavano l'una con l'altra. Ok? Qualcuna delle domande? Ma com'è possibile che noi camminiamo senza cadere nello spazio e comunque la Terra è rotonda? Ok. Perché la Terra, anche se noi non ce ne accorgiamo, continuamente ci tira a lei perché ha la sua forza di gravità. Se io prendo qualsiasi oggetto e lo lascio, lui non è che galleggia nel vuoto, perché c'è un filo invisibile che si chiama forza di gravità che lo fa cadere. E noi è lo stesso. Se noi invece non avessimo nessun pianeta sotto di noi, non ci sarebbe nessuna forza che ci tira e galleggeremo nello spazio, ma tutto quello che sta nel nostro pianeta, anche se non ce ne accorgiamo, è trascinato verso il basso da questa forza. Prego. Ma tutti i pianeti hanno il magnete? Allora, tutti i pianeti hanno un campo magnetico, nel senso che se io vado con una bussola su ogni pianeta, trovo un nord e un sud. Tutti i pianeti hanno molta più forte invece la forza di gravità, che è quella che mi fa cadere verso il pavimento, diciamo. Quindi tutti i pianeti hanno entrambe le forze. Quello che muove i pianeti è la gravità. Ma perché Saturno ha l'anello? Allora, Saturno, questo qui, ha l'anello. L'anello è quello che resta di un satellite come la Luna, che tantissimo tempo fa si è distrutto perché è finito troppo vicino a Saturno. E tutto questo, se noi andassimo lì, e le astronavi ci sono andate, anche se senza persone a bordo, ma le astronavi pilotate da robot, hanno visto che gli anelli non sono una cosa dura sulla quale uno può, non so, pattinare, sono un pulviscolo di tantissime rocce, che sono quello che resta di un pianeta grande come la Luna, in realtà un po' più grande, che si è distrutto e ha buttato tutti i suoi frantumi in orbita e ha fatto questi anelli. Okay? Sono quello che resta di un pianeta distrutto di questo sistema, e col tempo gli anelli spariranno, ma spariranno in milioni e milioni di anni.
Ok, mi dicono che dobbiamo chiudere. Allora, ho fatto non tutte le cose che avrei voluto farvi vedere, ma è stato importante fare domande, fare le cose con calma. Spero vi siate divertiti. E la cosa importante era mostrarvi che ci sono tante cose invisibili che però non sono magiche, che esistono e che anzi fanno muovere tutti i pianeti che osserviamo, il mondo in cui viviamo anche noi e così via. Allora facciamo un grandissimo applauso a Franco e al suo assistente Leonardo. Un inchino.